351 banconote false sono state sequestrate nel corso del 2024 dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, in seguito alle attività dirette a garantire la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e al contrasto del fenomeno del falso monetario. Rispetto al 2023, le statistiche offrono un quadro in leggera controtendenza, con il taglio da 20 euro che si attesta al primo posto per il più scambiato, e questo mostra la propensione per gli artisti della contraffazione a prediligere una moneta più spendibile, con un'attivazione della soglia psicologica d'allerta più alta da parte di coloro, soprattutto esercenti al dettaglio, che la manipolano quotidianamente. Al secondo posto di questa classifica poco lusinghiera c'è la banconota da 50 euro e via discendendo da 100 euro, da 10 euro, da 5 euro ed anche da 200 euro con un solo pezzo. Sinergicamente con il Centro Nazionale di Analisi della Banca d'Italia, il locale nucleo della Polizia Economico-Finanziaria, che ha effettuato il sequestro delle banconote, ha disegnato la geografia provinciale del fenomeno, che è essenzialmente rappresentata dai comuni di Vasto, San Salvo, Lanciano, Chieti e San Giovanni Teatino, i territori che condividono le stesse analogie come l'elevata densità di popolazione, la presenza di grandi centri commerciali ed esercizi della grande distribuzione, nonché supermercati e stazioni di servizio autostradali, e la cassa continua degli istituti di credito.